e anche per collocare fatti, azioni e avvenimenti dentro quadri di riferimento precisi e definiti, mi pare esemplificativo richiamare i 3 tempi che hanno significativamente segnato la storia della CGIL nuorese in questi ultimi 4 anni. Il tempo dell'impegno e delle grandi idealità, che grossomodo abbraccia l'intero 2002 e che ha visto la CGIL nuorese mobilitarsi tutta e compatta sui grandi temi della pace, dei diritti, dell'articolo 18 e del lavoro, e sul versante territoriale impegnarsi con tutte le forze sociali ed imprenditoriali, compresa la Chiesa, contro un governo regionale nemico, per la difesa delle politiche della concertazione, della programmazione negoziata, dei patti territoriali, individuati quali assi strategici per la rinascita e lo sviluppo del nuorese. Una stagione di grandi lotte che ha consegnato alla CGIL un enorme peso, forza e responsabilità politica, riconoscendola come soggetto plurale, capace di accogliere e rappresentare le istanze e gli interessi dei cittadini, tutti portatori degli stessi identici diritti: diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione, alla formazione, alla pensione, e declinati dalla CGIL secondo percorsi di assoluta indipendenza e autonomia. Una CGIL organizzata che con le sue strutture confederali di categoria è divenuta punto di riferimento, ha saputo dare risposte immediate e concrete e che nella sua interezza si è spesa per il territorio, raccogliendo un vasto consenso che si è tradotta nella crescita del numero degli iscritti e nei successi elettorali delle RSU, il buono e corretto funzionamento degli apparati e degli organismi dirigenti e per evitare le derive antidemocratiche. Dobbiamo oggi ammettere, per meglio riflettere, che in quell'anno, forti della condivisione di quel progetto di sviluppo e di tutela, si sono ridotti gli spazi di dialogo, di analisi e di confronto. Ben poche volte, ricordate, ci siamo trovati assieme, seduti tutti intorno allo stesso tavolo per analizzare, discutere e proporre. Altre logiche e altre culture prendevano piede e crescevano, dando inizio ad uno dei periodi più bui della CGIL di Nuoro. Il tempo della stagnazione, della involuzione, della regressione, lungo oltre 2 anni, nel corso dei quali si è lentamente e progressivamente cancellato quello spirito di unità e di condivisione che a lungo ha caratterizzato la Camera del Lavoro di Nuoro e che la configurava, e non solo sul piano regionale, come un originale laboratorio politico di sperimentazione dell'unità sindacale, un'unità politica costruita sul campo e cementata dall'onesto e disinteressato impegno dei quadri sindacali, con la proposizione e la gestione di percorsi di lavoro condivisi, credibili e concreti, per dare risposta alle grandi emergenze del territorio: crisi del sistema produttivo, smantellamento del tessuto industriale, disoccupazione, nuova migrazione, spopolamento. L'asse di attenzione si è poi progressivamente spostata, piegando l'azione politica sindacale in funzione di interessi diversi. Genova del Novecento, lo sciopero generale del 1904 per i fatti di Buggero, le prime conquiste di legislazioni sociali in una democrazia liberale mai completata e che sfruttava durante la dittatura. Gli scioperi del 43 e del 44 che minano alle radici la cultura del lavoro, che è parte integrante della nostra storia, è l'antidoto che non permette a questi disvalori di attecchire. Ritengo, care compagne e cari compagni, che questo nostro congresso sia un non vi sono rapidi ritorni economici per garantire altissimi utili alle casse del governo e alle tasche degli azionisti privati. Certamente gli alti costi elettrici in Italia non si possono spiegare solo con questo. Il mix delle fonti energetiche utilizzate in Italia è il più costoso, con la presenza preponderante dell'olio combustibile. Il programma per le ore 19 era previsto l'intervento del segretario confederale nazionale Carlo Baldini, del quale ho storpiato il nome stamane e gli chiedo scusa, impresa che mi è largamente riuscita anche nei confronti di altri compagni, no? Il compagno Carlo Baldini parlerà domani, chiuderà i nostri lavori domani mattina dopo il dibattito che speriamo sia ricco come quello
come quello di oggi. E stasera invece ha la parola il compagno Giampaolo Diana, segretario. Io credo che, come tutti d'altronde, il congresso di una organizzazione democratica come la nostra sia uno dei momenti più alti della sua vita, e credo che un momento come questo, perdonatemi, meriterebbe maggiore attenzione e serietà da parte di tutti. Sarebbe importante intanto arrivare puntuali ai lavori, non essere assenti e, permettetemi, evitare anche di andare via anzitempo. Questo sarebbe importante. Io mi rendo conto di essere antipatico quando svolgo questo ruolo, però credo sia necessario dircelo, perché altrimenti, badate, è uno spettacolo brutto quello a cui si assiste. Per fortuna non c'è la stampa, altrimenti se io fossi un giornalista o un semplice cronista farei a fette un congresso che ha questa... Nessuno me ne voglia, ecco, per carità, però insomma, non ci fa onore, ecco, diciamola così, non fa un favore. La relazione di Gianfranco, il dibattito che finora c'è stato, abbiano radiografato con precisione le condizioni socio-economiche del Nuorese, hanno messo a nudo le criticità, le debolezze strutturali di questo territorio, ma a me pare abbiano messo anche in luce punti di forza, potenzialità che sono presenti nel territorio, che se ci sarà la capacità, e questo non dipende soltanto dal sindacato, mi pare lo dicesse Antonello Stella, noi siamo una grande organizzazione, abbiamo una grande responsabilità, ma guai a noi a pensare che solo attraverso noi passano le soluzioni ai tanti problemi che stanno di fronte al periodo storico in cui viviamo, in una situazione difficile come quella, distratta rispetto a quello che avviene in questo paese e ai processi che governano l'economia mondiale che riguarda anche noi. Ecco, però il congresso diventa un'occasione importante, non già, anche questo per carità, per riprecisare le critiche a chi ha governato finora. Si tratta di aggiornare, stiamo facendo anche questo, per carità, senz'altro lo abbiamo fatto nell'assemblea di base, continueremo a farlo fino alla prima settimana di marzo, quando svolgeremo il congresso nazionale. Io credo però, e l'hanno detto in tanti intervenendo, noi dobbiamo anche, in nostro punto di vista, quali devono essere i punti che devono essere contenuti in particolare in quella coalizione che ha un radicamento comune nello stesso insediamento sociale in cui è la CGIL. Ed è per questo, insomma, che abbiamo parlato di riprogettare il paese, le cose che abbiamo detto e che anche oggi sono state discusse e dibattute a partire dalla relazione di Gianfranco. Persona, in particolare per il Presidente del Consiglio, le cose di cui sono piene le cronache sin dal primo giorno del suo insediamento. Io voglio trascurare queste cose perché sembra quasi voler banalizzare. Questo è un governo, perché è un governo liberista. È un governo liberista, attenzione, ho sentito qualche giudizio, è un governo liberista e come? Poi può anche avere i pantaloncini corti rispetto ad altri governi liberisti che governano altre regioni del mondo, ma questo è un governo liberista, è un governo di centrodestra che aveva necessità innanzitutto di deregolamentare questo paese e lo ha fatto quasi in tutti i settori. Ha iniziato per esempio a deregolamentare l'ordinamento del lavoro. Noi avevamo uno degli ordinamenti del lavoro più avanzati di questo mondo. Le modifiche che sono state introdotte, che hanno prodotto la precarizzazione, le cose di cui ai noi paghiamo e pagano soprattutto le nuove generazioni che per effetto di quella politica devastante non sono in grado di guardare
al loro futuro con un minimo di prospettiva, perché è gente che non ha l'accesso neanche al credito. Vento d'altra natura, insomma. Non credo. Però io ne cito una, c'è alle spalle un rischio di un terremoto che è pericoloso per tanti, spero che lasci immune qualche pezzo della politica. Mi faceva notare giustamente la compagna un articolo interessante di Miriam Affai sul Corriere della Sera su questa vicenda. Per carità, gli articoli di giornalisti autorevoli, quando anche autorevoli come Miriam Affai, non è che dettino la linea politica, però è gente informata sulle cose, andate a rileggerlo almeno la prima parte. Io insisto su una cosa: nelle scorse settimane l'operazione BNL Unipol, non sto parlando d'altro, agli immobiliaristi Ricucci e Company, solo per il trasferimento di quote ha consentito di guadagnare attraverso un trasferimento di quote. Immaginatevi quale spesa per la produzione di quel reddito. Comunque ha consentito a questi di guadagnare di plusvalenze 3 miliardi di euro, 6 miliardi di vecchie lire. Sapete quanto è tassata in questo paese quella rendita? È tassata al 10%. Mediamente il reddito da lavoro è tassato al 35%, al 33-35%. Abbiamo apprezzato l'avvio del processo di riforma sia istituzionale che di settore, c'è una bozza di statuto, c'è una rivisitazione della legge 11, legge 1, sulla riforma di settore abbiamo apprezzato la prima fase, ma non ci sono ancora le proposte di riforma. Attenzione, sì, si discute di formazione professionale, ne parlava anche l'assessore stamattina, finalmente qualche settimana fa questa regione, seppure con un atavico ritardo, ha approvato la legge sui servizi all'impiego, sul mercato del lavoro, ma manca. Concordo con i compagni che dicevano che la situazione della nostra provincia è estremamente gravosa, però non sono d'accordo su un discorso di questo tipo. Tutto è fallimentare. Magari un anno fa, 2 anni fa si diceva tutto va bene. 100 anni fa, a opera di un gruppo di uomini coraggiosi, induriti da tante battaglie civili e sociali, dalla guerra contro il nazifascismo, dalla rotta di resistenza contro l'occupazione tedesca, guidati da un instancabile compagno di nome Giuseppe Di Vittorio, concordamente riconosciuto il vero fondatore della nostra organizzazione. Tutti hanno provato dolore e sconcerto per la sua scomparsa, un grande insegnante di uguaglianza e di solidarietà, che ha speso la sua vita al servizio dei più deboli, ricercando sempre rettitudine e giustizia sociale. Un grande sindacalista, che ha incarnato i valori della CGIL e le ansie dei lavoratori, che ha difeso i lavoratori e le lavoratrici come pochi, soprattutto in quegli anni, gli anni 50, gli anni di Scelba, caratterizzati da soprusi e violenze di ogni genere, con gravi conflitti e lacerazioni sociali. I valori di libertà, di giustizia e democrazia che furono alla base della nascita della CGIL sono stati i pilastri su cui il compagno Di Vittorio ha costruito e svolto il suo impegno di sindacalista e uomo delle istituzioni. Voglio ricordare a tutti noi che anche noi qui a Nuoro abbiamo ereditato una grande organizzazione. L'abbiamo avuta in prestito da coloro che ci hanno preceduto e che hanno condotto in questo territorio povero, pieno di 1000 problemi e difficoltà, la difficile battaglia nella difesa dei diritti e del lavoro, in grande situazione di disagio e ostilità. Penso a tutti i segretari che si sono succeduti e che si sono sacrificati. Penso anche a quelli che non ci sono più, ma di cui dobbiamo onorare la memoria. La Camera del Lavoro è un dono grande che dobbiamo restituire, è una grande organizzazione che abbiamo l'obbligo di consegnare agli altri. Per onorare questo debito di riconoscenza non ci resta che fare al meglio, con coraggio e decisione il nostro ruolo. Il nostro congresso è l'occasione